La ragazza ha finto di essere cieca, non si aspettava di ingannare 3 ladri. Col tempo, i ladri iniziarono a dubitare di lei e la misero alla prova. Quando ha versato l'acqua calda, loro hanno coperto la tazza con un lenzuolo. L'acqua calda è finita sulla mano di uno dei ladri. Non si sono ancora arresi e hanno messo una scatola davanti a lei per metterla di nuovo alla prova. La ragazza se n'è accorta, ma si è voltata apposta, fingendo di dimenticare di chiudere il coperchio del bollitore. I ladri non le credevano e le hanno bloccato di nuovo la strada con la scatola. La ragazza ha finto una caduta per abbassare i sospetti. Il ladro non si fidava di lei. Ha afferrato 2 grandi gong e li ha sbattuti vicino alle sue orecchie. La ragazza ha mantenuto un'espressione calma, ma il suo cuore tremava. Vedendo che ancora non si fermava, la ragazza ha finto di andare a farsi una doccia. I ladri, incuriositi, la seguirono, ma lei si fermò all'improvviso, tornò in salotto e accese la TV. I ladri rimasero immobili sul posto. Per continuare la recita, in quel momento alzò il volume